Si alza l'asticella al Giorgione Pallavolo, non parliamo però dell'altezza della rete, quella resta a 2,24 m, parliamo dell'asticella delle ambizioni e delle prospettive, una società che quest'anno festeggia i 50 anni e che oggi si presenta in pompa magna con tutti i suoi più di 250 tesserati. Tanti giovani, una società quindi improntata non solo ad avere grandi ambizioni oggi, ma ad essere protagonista anche nel futuro. Noi siamo presenti nel territorio sia con la femminile che con la maschile. Addirittura quest'anno abbiamo fatto una collaborazione con il Bessica e Rossano, che abbiamo chiamata Way Volley, dove facciamo tutto il settore giovanile lì da loro e invece la prima divisione qui da noi, in maniera da far giocare, da avere squadre sufficienti per fare un campionato dignitoso, perché ultimamente nel maschile c'è un po' di crisi. Mentre con la femminile ci sono tanti numeri, c'è qualità. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in questa giornata di festa anche la fondatrice del Giorgione Pallavolo femminile. 50 anni fa tutto è nato qui proprio in questo palazzetto. Sì, è nato tutto qua 50 anni fa, con provenienza, io sono un insegnante di educazione fisica, perciò ai tempi sono stati importanti i giochi della gioventù, i campionati studenteschi, perché da lì non è partita solo la pallavolo, sono partiti praticamente tutti gli sport. Tanto l'impegno dell'amministrazione comunale per incentivare e valorizzare lo sport. Incentivare lo sport perché è di vitale importanza per la nostra città, avendo tantissime realtà sportive in tutto il nostro territorio, pallavolo, pallacanestro, calcio, insomma abbiamo tutte le realtà sportive che il nostro territorio esprime la possibilità di fare sport. Quest'anno il Giorgione Pallavolo compie 50 anni, festeggerà 50 candeliere, insomma, e anche come amministrazione vi saremo vicini per far sì che questo evento sia un evento che riguarda tutta quanta la città. Mi piace sottolineare il gesto straordinario che ha compiuto la squadra Under 16, che ha rinunciato alla partita in seguito alla mancata arrivo della squadra avversaria, che aveva avuto un incidente e poteva vincere a tavolino naturalmente come da regolamento, e invece ha rinunciato chiedendo la possibilità di fare la partita piuttosto che avere la vittoria a tavolino. E abbiamo qui ai nostri microfoni Giorgia De Bortoli. Allora, che soddisfazione c'è nel vestire questa maglia e nell'essere una delle protagoniste di questa festa? Sì, la soddisfazione è grande e quest'anno come squadra cerchiamo di migliorare quello che è stato il risultato dell'anno scorso, quindi comunque abbiamo degli obiettivi importanti, ci siamo messi tra di noi e cerchiamo di fare di tutto per riuscire a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi.